Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao. Stamattina mi sono svegliato ed ho trovato l'invasor. Giano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Buongiorno a tutti, saluto le autorità civili, militari e religiose, saluto le cittadine e cittadini, i rappresentanti di bandiera, rappresento l'onor Caduti, saluto l'onor Caduti. Sono molto contento di essere qui oggi, siamo in tanti, dovremmo essere meno, quindi cercherò di essere brevissimo. Volevo dire che 76 anni fa si concluse gloriosamente una storia opaca e tragica che fu l'occupazione nazifascista e di fatto la cancellazione delle libertà individuali e collettive. Si chiuse quel 25 aprile del 1945. Da allora questo paese è un paese libero, l'anno dopo fu varata la Costituzione italiana che sancisce tutti i diritti dei singoli cittadini e dei cittadini associati. Quei valori della Resistenza sono stati riportati nella nostra Carta Costituzionale. Lì dentro c'è lo spirito che muove l'Italia che tutti abbiamo desiderato e che tutti vogliamo. Io oggi porto una mascherina della Comunità Europea perché il mio desiderio, il nostro desiderio è questa Italia sia sempre più inserita in una comunità più grande che deve essere quella della Comunità Europea. Guardate, io porto questa fascia a rappresentanza della città. Posso dirvi che sono orgoglioso di questa città perché in questo momento la nostra comunità vive un'altra resistenza, quella contro la pandemia, e noi siamo una città dove grazie all'aiuto di tanti, a partire dall'oratorio che ha messo gratuitamente a disposizione la palestra, grazie all'impegno dell'amministrazione comunale, grazie all'impegno di tutte le autorità nazionali e regionali che hanno permesso di poter così aggregare questo centro ai centri di massivi musulmani, grazie soprattutto alla generosità delle associazioni di volontariato, della polizia locale, dell'Arma, della Guardia di Finanza, di tutti coloro che stanno collaborando, è un segno della città che mi rende orgoglioso, perché questa fascia non la porta il sindaco come persona, la porta una comunità, e io penso che nel modo migliore in cui celebrare il 25 aprile del 2021 è quello di dire che in questo momento siamo in resistenza, e noi lo facciamo con il nostro centro vaccinale, con il centro vaccinale che abbiamo all'Istituto Calderara e con la Tamponi che c'è in via Pasubio. Quindi questa è la città che io amo, questa è la città per la quale è giusto impegnarsi, questa è la città che così ricorda il 25 aprile. Viva il 25 aprile, viva la libertà, viva la democrazia, viva l'Italia, viva l'Europa. Buon 25 aprile a tutti. Scusate, mi sono dimenticato una cosa importante, so che Rita ci tiene molto, però non possiamo non ricordare, in chiusura di tutto, che l'anno scorso ci ha lasciato Gildo Negri, l'ultimo presidente dell'ANPI, partigiano, morto il giorno del 25 aprile. Era probabilmente un segno di destino della sua vita, quindi mi sembrava giusto e mi sono dimenticato nell'enfasi del trasporto vero, non da comizio, mi sono dimenticato di ricordare Gildo, un amico, una persona impegnata, a lui il mio ricordo personale di tutta la città. Adesso vi prego di non rimanere, di liberare la piazza, di andare ognuno alle proprie case. È un modo diverso per vivere il 25 aprile, ma deve essere soprattutto rispettoso del fatto che viviamo in un momento pandemico, e quindi è opportuno che, come dicono i militari, rompiamo le righe. Buon 25 aprile e buona domenica a tutti.